Ben ritrovati! Oggi vi voglio parlare della sindrome del piriforme. Ho scelto questo argomento perché parecchie persone pensano che i dolori al nervo sciatico come i formicoli, gli intorpidimenti dei glutei, della coscia, giù fino alla gamba e al piede, derivino esclusivamente dalla schiena e più precisamente da problemi alle radici dei nervi spinali o dalla compressione di un disco intervertebrale. Questo non sempre è vero e vi spiego il perché. Bisogna sapere che il muscolo piriforme è un muscolo profondo e situato nella regione del gluteo e la sua funzione è quella di extraruotare l'anca, cioè abduce l'anca. Ora, quando il muscolo piriforme diventa disfunzionale si parla appunto di sindrome del piriforme e i sintomi sono come quelli di una sciatalgia, cioè una falsa sciatalgia perché appunto partono dal gluteo. Il muscolo piriforme va a irritare il nervo sciatico che gli è posizionato molto vicino, infatti gli passa sopra, ma alcuni anatomisti recentemente hanno scoperto che il nervo sciatico può avere delle variazioni, in alcuni casi può passare in mezzo, in altri casi addirittura sotto. Dunque i spasmi, le contrazioni croniche del piriforme possono esercitare delle pressioni sul nervo sciatico e di conseguenza indebolire tutta la regione del gluteo. Ma come si infiamma il piriforme? Ci possono essere stati traumi nella zona glutea, come per esempio cadute o incidenti, oppure quando c'è una stabilità dell'articolazione sacroiliaca, dovuta a vari motivi e anche a una deambulazione disfunzionale. Il piriforme interviene in questo caso con una eccessiva contrazione per stabilizzarla e lo mantiene sempre purtroppo contratto. Si infiamma anche quando si creano per esempio stiramenti da gesti atletici. Oppure quando i glutei diventano ipotonici e il carico non viene più distribuito equamente sugli arti inferiori, si creano dei disequilibri a livello di pelvi e dell'anca. Chi si muove bene solitamente sostiene il proprio corpo con il peso centrato sulla pelle e sulle anche, o meglio la posizione corretta, cioè neutra delle anche e della pelvi, influenza tutta la postura e l'efficacia del movimento del corpo ed è proprio il tono muscolare che determina il corretto posizionamento dell'anca. È grazie dunque alla capacità contrattile del piriforme che stabilizza l'anca e contraendosi ruota esternamente il femore e permette di camminare spostando il peso da un piede all'altro mantenendo un buon equilibrio. Gli esercizi che adesso vi propongo sono esercizi di rinforzo, appunto per preservare il nervo sciatico da eventuali infiammazioni e mantenere la zona glutea sempre forte, attiva e ben bilanciata. Questo vi permette una stabilità articolare e delle anche sempre sane. Questo esercizio prevede una contrazione isometrica dei glutei, cioè si attivano senza movimento. Vi posizionate in questo modo, appoggiate pure la fronte per scaricare il tratto cervicale, i talloni uniti e da questa posizione stringo i glutei e vado a sollevare le cosce e continuo a mantenere la contrazione almeno per 30 secondi. Stringo i talloni, le ginocchia sono dritte, sono estese e sentirete proprio l'attivazione dei glutei. E poi rilascio. È un esercizio che vi permette anche di capire se i glutei si attivano in modo uniforme, sia il gluteo destro che quello sinistro. Vi potete aiutare andando anche a sentire la forza che esprimete con questo tipo di contrazione. Chi è un po' più esperto può posizionarsi in questo modo, sollevare bene tutto il bacino, stringere i talloni e stringere i glutei tra di loro. Ti ricordo di mantenere 30 secondi la posizione e poi rilasci. Un altro esercizio che va a coinvolgere il muscolo piriforme è questo. Ti posizioni sul lato, il piede rimane attaccato all'altro ed extraruoti la gamba sopra. 3 secondi per salire, 3 secondi per scendere, in questo modo, così. Devi spingere la coscia indietro, sentirai l'attivazione dei glutei e del piriforme, che è un muscolo molto profondo ed è appunto l'extrarotatore dell'anca. Sempre un altro esercizio che coinvolge il piriforme, questa volta
dal lato sotto, quello sotto, e questo spingi la tibia sul pavimento, il ginocchio sul pavimento, sollevi il bacino per andare ad attivare il gluteo e poi ridiscendi. Puoi intensificare l'esercizio in questo modo mantenendo l'altra gamba lunga distesa e così ti concentri solo sulla gamba in appoggio. E poi ridiscendi. Un altro esercizio è a gambe lunghe. Da questa posizione porti la gamba indietro in una leggera extra rotazione in modo tale da coinvolgere non solo il piriforme ma anche il piccolo e medio gluteo. Puoi anche stare completamente distesa in questo modo. Questo apro, sento e giù, con la gamba che va leggermente in fuori. Esegui l'esercizio lentamente e poi lo puoi fare per 3 serie da 10. Ora ti metti in posizione supina. Questo esercizio va a coinvolgere i glutei, spingi in alto, ti fermi, tieni la contrazione, vai a sentire se i tuoi glutei sono ben contratti, li percepisci meglio e poi ridiscendi mantenendo la schiena dritta. Di nuovo sali, mantieni, stringo il gluteo e poi ridiscendi. In questi esercizi andremo a rinforzare il muscolo piriforme utilizzando un elastico. Ci possiamo posizionare a gambe divaricate, i piedi leggermente extraruotati, fai uno squat e mentre scendi apri, divarichi le ginocchia e poi su e stringi. Ancora scendi e poi su e stringi. Ancora scendi e stringo. Ancora una volta apro e stringo. Un altro esercizio sono delle deambulazioni laterali in questo modo, con un passo anche più ampio, così, e puoi fare 10 camminate laterali da un lato e poi 10 dall'altro. Interessante anche questo esercizio dove puoi camminare a gambe leggermente divaricate, così, creando contrazione dei glutei e del piriforme. Spero che questo video vi possa essere utile e soprattutto da stimolo per fare gli esercizi almeno 2 o 3 volte alla settimana. Vi ritroverete, se riuscite ad essere costanti, dei glutei forti e soprattutto vi ritroverete con una camminata funzionale, vi sentirete bene in equilibrio e forti sulle anche e sulle pelvi. Grazie e alla prossima!